Agostino nacque a Tagaste, in Africa, da una famiglia benestante. Suo padre, Patrizio, era pagano, ma sua madre, Monica, era un'ardente cristiana. Da giovane, Agostino si recò a Cartagine per studiare retorica. Lo studio era la sua grande passione, al punto che doveva sforzarsi per lasciarlo. Tuttavia, le conoscenze che acquisiva servivano solo a nutrire il suo orgoglio. I manichei, notando la sua sete di sapere, sfruttarono la sua vanità e lo convinsero ad abbracciare la loro dottrina. Agostino, però, si stancò presto delle loro parole vuote e li abbandonò, trasferendosi prima a Roma e poi a Milano per insegnare eloquenza. Monica, addolorata per la partenza del figlio, lo seguì. Una sera Agostino si sentiva afflitto nello spirito e avvertiva un grande bisogno di piangere. Si ritirò in un giardino sotto un ombroso fico e lasciò libero sfogo al pianto. Sentiva la sua anima coperta di peccati e se ne rammaricava profondamente. Improvvisamente gli parve di udire una cantilena come di un bambino che diceva: «Prendi e leggi, prendi e leggi». Agostino aprì il libro delle lettere di Paolo e lesse: «Non nei conviti e nelle ubriachezze, non nelle morbidezze e nelle disonestà si trova la pace». Queste parole, scosse dalla grazia divina, lo convinsero a dedicarsi senza riserve al servizio di Dio. Ritornato in Africa, si stabilì a Ippona e abbracciò una vita ascetica. Dopo qualche tempo fu consacrato prete e poi vescovo. Iniziò così la sua grande battaglia contro gli eretici. Le sue parole e i suoi scritti divennero un'arma potente per difendere la fede cristiana. Agostino scrisse molte opere per contrastare le dottrine sbagliate e affermare la verità della fede. Ogni parola che metteva su carta era come una luce che rischiarava le tenebre. Tra le sue opere più famose vi sono La città di Dio e De Trinitate. Attraverso queste, Agostino mostrava la bellezza e la profondità della fede cristiana, ispirando e guidando molti. La sua lotta non fu facile, ma la sua fede era incrollabile. Quando i Vandali invasero l'Africa e assediarono Ippona, Agostino rimase saldo nella sua fede, pregando e sperando fino alla fine. Il giorno in cui esalò l'ultimo respiro, la sua anima si unì finalmente a Dio. Agostino fu anche il fondatore degli Agostiniani e la sua regola è una delle 4 fondamentali dello Stato religioso. La sua vita e le sue opere continuano a ispirare molti, ricordandoci la forza della fede e il potere della grazia divina. Il suo spirito vive ancora oggi, nelle parole che ha scritto e nelle anime che ha toccato. La sua storia è un richiamo alla conversione, alla ricerca della verità e all'amore per Dio sopra ogni cosa. Ogni volta che leggiamo le sue opere, possiamo sentire la sua voce che ci invita a cercare la pace non nelle cose del mondo, ma nell'abbraccio amorevole di Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.